Sul sipario, con la prima della Bohème di Giacomo Puccini per la stagione 2023-2024 del Teatro Mario del Monaco. Tutto esaurito al Comunale e domani, domenica, si replica alle 16 con la seconda rappresentazione, anch'essa ormai praticamente sold out. Una serata straordinaria, partiamo con il botto, sold out come mai visto, una Bohème che ovviamente suggella un preludio e una dedica anche al grande Puccini. Nel 2024 sappiamo essere l'anno, i 100 anni della scomparsa di Giacomo Puccini, quindi iniziamo con una Bohème straordinaria. Un cast giovane, quello sul palco del Monaco, nel nuovo allestimento che vede coinvolti anche i comuni di Padova e Rovigo con la regia di Beppi Morassi e Albisè Casellati alla direzione dell'Orchestra di Padova e del Veneto e del Coro Lirico Veneto. Fra il cast dei giovani, due dei vincitori del concorso Toti Dal Monte dell'edizione 2021-2022, precisamente Musetta e Rodolfo, Giulia Mazzola e Davide Tuscano, quindi Treviso conferma e vuole puntare sui giovani. Che Treviso sia città della lirica lo dimostrano anche i numeri della campagna abbonamenti del Comunale. Abbiamo chiuso con 557 abbonamenti, quasi 100 in più dello scorso anno. Essendo un teatro di tradizione abbiamo una stagione che va da Bohème a Barbiere di Siviglia a Tosca a febbraio 2024 e quindi proprio nel solco della tradizione. Treviso quindi si conferma città della lirica, città della cultura e vogliamo perseguire questa strada iniziata con i migliori successi.